Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono molto contenta di portare i saluti all'inizio dei nostri incontri del lunedì sull'architettura, incontri che ormai sono diventati una tradizione. Forse è il corso più recente, quello probabilmente di archeologia, ma insomma uno dei corsi più recenti che abbiamo introdotto, ma che ha un grande successo. Il grande successo è testimoniato dalla vostra presenza. Io voglio ringraziare gli storici dell'architettura Gianmario Guidarelli e Paola Placentino che sono qui presenti, e anche il professor Zucconi, che sono praticamente i direttori di questo corso. Devo dire che quest'anno siete partiti proprio, cioè 5 secoli affrontate praticamente, mica poco. Rinnovamenti architettonici dal 500 al 900, quindi avremo proprio una panoramica della nostra città, come si è evoluta architettonicamente, e come diciamo spesso l'architettura è un segno della civiltà o dell'inciviltà di un popolo, di chi lo governa. Quindi grazie a chi lo organizza, grazie a voi che siete presenti, e buon inizio e buona continuazione a questi 6 lunedì. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, e colgo l'occasione anche per portare i saluti di Guido Zucconi, che non è potuto essere qui, ma che naturalmente troverete dalla prossima settimana. Anche lui, come noi, ormai siamo giunti al terzo ciclo di questo corso di storia dell'architettura. Vedete in alto le locandine che hanno presentato le 3 iniziative. Tutti i corsi si sono interessati all'architettura con una sequenza cronologica certamente, provando ad affrontare il tema della storia dell'architettura in modo non astratto, quindi lasciandoci guidare dai sistemi tipologici, dalle tecniche costruttive, dalle modalità con le quali si può vivere l'architettura. Il ciclo di quest'anno potrei dire, se Gianmario Guidarelli è d'accordo, è la naturale evoluzione dei primi 2 corsi, perché abbiamo voluto, proprio come in un corso universitario, partire dalle basi. Se guardate la locandina del primo ciclo, che è proprio la prima a sinistra che vedete, nel primo ciclo abbiamo voluto affrontare gli archetipi della storia dell'architettura, e a partire da quegli archetipi abbiamo provato a raccontare in che modo si sono andati a definire quegli archetipi, quali sono state le esigenze rappresentative, le necessità costruttive che hanno portato alla formalizzazione di quegli edifici. Ci siamo occupati del teatro, del tempio, di come gli edifici templari sono cambiati nella storia dell'architettura occidentale, nella cultura, passando dalla cultura greca alla cultura greco-romana e poi attraversando il Medioevo e andando avanti, fino ad arrivare all'Ottocento, agli inizi del Novecento, con degli edifici tipologici che segnano ancora oggi le nostre città, come i musei e i municipi. Proprio perché i primi 2 cicli hanno fornito quasi delle chiavi di lettura, in questo ciclo abbiamo deciso di dedicarci in particolare al nostro territorio, no? Adesso abbiamo tutti gli strumenti per poter leggere, con l'esperienza dei 2 cicli precedenti, leggere quello che abbiamo intorno a noi.
Quindi Venezia certamente, l'architettura veneziana certamente, ma anche quella che con la Repubblica di Venezia si chiamava la terraferma veneziana, no? Ci occuperemo anche di quel contesto. A permetterci proprio di andare a leggere il territorio, il nostro territorio e l'entroterra, è stato proprio lo scarto che abbiamo compiuto durante il nostro ultimo ciclo, nel tormentato 2020, perché il secondo ciclo, a partire da quegli schemi tipologici, quelle tipologie che abbiamo analizzato nel primo, nel secondo ciclo abbiamo visto come quelle architetture, il tempio, la chiesa, il convento, i palazzi del potere, sono andati a caratterizzare le nostre città e abbiamo studiato contesti complessi che sono segnati sì dall'architettura, ma sistemi complessi nei quali l'architettura si va a definire proprio in relazione con gli altri edifici con i quali dialoga. Ricordate che nel secondo ciclo ci siamo occupati della città del Vaticano, del Palazzo Ducale di Mantova con la sua piazza, di Piazza Navona, fino ad arrivare ad esempio alle grandi trasformazioni che Milano ha avuto tra la Piazza del Duomo e la piazza del Teatro alla Scala. Quindi proprio vedere come le trasformazioni delle città sono il frutto di qualcosa di complesso che si va a strutturare nei decenni, nei secoli, periodi lunghissimi nei quali le architetture tra loro si entrano in dialogo e in relazione. Questo è il motivo per cui, vi dicevo poco fa, il secondo ciclo è proprio è stato quel tassello che ci ha permesso di adesso poter immaginare quelle stesse riflessioni, però sul nostro territorio, andandoci a confrontare con edifici che conosciamo, che magari vediamo quotidianamente e che fanno parte del nostro vissuto quotidiano. Il ciclo di quest'anno ha come titolo Tra rinascite e rinascimenti, perché abbiamo voluto, vedete, sono due parole al plurale, perché nella cultura dell'Occidente, anche italiana, il Rinascimento è uno. A scuola solitamente si associa a questa parola detta al singolare un periodo ben preciso, e invece abbiamo voluto utilizzare queste due parole al plurale proprio perché di costanti rinascite è fatta la storia di Venezia e del Veneto. Rinascite che corrispondono anche e certamente al periodo che noi riconosciamo come Rinascimento, ma in realtà quello non è l'unico momento di rinascita. A seguito di ogni crisi, di ogni pestilenza, di periodi di guerre lunghe e dispendiose nella storia della Repubblica, c'è sempre stato una rinascita e un rinascimento, ed è proprio questo, su questi punti, che vogliamo focalizzare la nostra attenzione, perché è sempre nei momenti di crisi che si cercano, si trovano soluzioni per poter andare avanti e poter riconquistare il terreno perso a seguito del periodo di difficoltà. Passo la parola al mio collega Gianmario Guidarelli, che entrerà più nello specifico proprio per andare a definire queste rinascite e i rinascimenti. Grazie. Buonasera a tutti, mi unisco anch'io nel ringraziarvi per la vostra presenza e per la vostra attenzione. Come diceva poco fa Paola Placentino, rinascite e rinascimenti
sono parole che noi abbiamo deciso di mettere al plurale e come avete sentito, noi vorremmo utilizzare il contesto di Venezia non solo per occuparci di Venezia, ma anche per sottoporre a verifica delle categorie storiografiche. Proprio per questo noi abbiamo adottato nell'organizzare queste giornate lo stesso criterio che sta a metà strada fra il tipologico e il cronologico che abbiamo adottato anche per gli altri corsi. Soltanto che qui di tipologico ci sono i problemi, non tipi edilizi. E in tutte le relazioni, vedrete, trasparirà sempre il rapporto fra la scala dimensionale dell'architettura e quella della città. E quindi noi abbiamo organizzato la prima lezione, quella di oggi, come un'occasione per mettere sul tavolo le questioni di cui ci occuperemo anche nelle prossime lezioni. Venezia nel Cinquecento, quale Rinascimento? Ecco, noi iniziamo con un punto interrogativo. La seconda lezione, che farò anche io stesso, riguarderà il rapporto fra l'architettura monumentale e l'edilizia minore e il rapporto fra tradizione e novità. E rimarremo sempre nel XVI secolo. Oggi cominceremo dal tardo XV secolo e fra oggi e la prossima lezione rimarremo all'interno del XVI secolo. Con la lezione del 6 febbraio di Paola Placentino, il tema dell'architettura residenziale, che sarà stato affrontato nella lezione del 30 gennaio, avrà un'apertura tra il Cinquecento e il Settecento. Il tema tipologico della residenza, vedrete quanti temi che riguardano la rinascita e lo stile della residenza a Venezia. Il 13 febbraio, sempre Paola Placentino si occuperà del palladianesimo nella campagna veneta e le trasformazioni della casa di villa, e quindi avremo un'apertura in terraferma, e le ultime due lezioni, curate da Guido Zucconi, vedranno il passaggio prima nel neopalladianesimo fra 7 e 800, verificando se anche in questo caso possiamo parlare di rinascite e rinascimenti, per poi, sempre proiettati soprattutto sull'Ottocento e inizio Novecento, il tema importantissimo del ritorno del bizantino sullo sfondo di Venezia minore. Quindi anche qui ritorneremo sul tema dell'edilizia minore. Ecco, allora come vedrete sono molti temi in gioco. Ogni volta cercheremo di parlare non solo, come vi ho detto, di Venezia, ma anche di categorie storiografiche, cioè del modo con cui noi pensiamo la storia dell'architettura. Venezia è sempre, non solo per la storia dell'architettura, ma per qualunque questione, secondo me, un punto di confronto e di verifica delle nostre categorie di pensiero. E proprio da questo comincerò oggi. Bene, grazie. Ecco. Quindi cominciamo la lezione di oggi. Come vi ho detto, Venezia nel Cinquecento, quale Rinascimento? Uno degli stereotipi che oramai siamo riusciti felicemente a superare è quello del fatto che Venezia arriva in ritardo sul Rinascimento. In realtà gli studi più recenti, non solo per quanto riguarda Venezia, ma per quanto riguarda il concetto di Rinascimento nel XV, ma anche nel XVI secolo, vedono sempre più alla ribalta il tema, il principio storiografico, il paradigma del local renaissance, ovvero sia il fatto che in ogni importante centro del Rinascimento italiano, e non solo, viene sempre messo in gioco il tema dell'origine della città e le antichità locali come fonte di ispirazione per la costruzione di una nuova architettura. Se è in gioco un aspetto memoriale e quindi identitario dell'architettura, allora è in gioco necessariamente anche il tema dell'origine. E proprio sull'origine di Venezia, che tanto ha fatto discutere, diciamo così, negli ultimi 2 anni, con i cosiddetti 1600 anni dalla fondazione di Venezia,
Ecco, proprio sul tema dell'origine si gioca molto della riflessione storiografica attorno a quel tipo, diciamo, storiografico del cosiddetto mito di Venezia. Il mito di Venezia che si sviluppa a partire dal XIV secolo e che ha una esplosione di riflessioni, di scritti nel XV secolo e soprattutto nella seconda metà del XV secolo, ha una ricaduta fortissima sull'architettura. Quando si parla di mito di Venezia si parla anche della mitica origine di Venezia ed è proprio in questo periodo, fra il XIV e il XV secolo, che si costruisce tutta la mitopoiesi sulla origine di Venezia. Ora, cosa c'entra questo con il Rinascimento? Secondo me ce lo spiega bene Manfredo Tafuri, quando nel 1985 scrive un testo fondamentale, Venezia e il Rinascimento. Su questa E io mi rendo conto che almeno io personalmente su questa congiunzione almeno nella mia esperienza personale, mi sono esercitato più o meno consapevolmente negli ultimi 20 anni di lavoro di ricerca per quanto riguarda Venezia. Perché non Venezia nel Rinascimento o il Rinascimento di Venezia, per esempio? Perché Tafuri in questo libro pone chiaramente due principi, Venezia da una parte e il Rinascimento dall'altra, come due concetti che si illuminano a vicenda, generando anche delle ombre. Vediamo cosa scrive proprio nelle primissime pagine, nell'introduzione al libro. Sta parlando delle categorie storiche, soprattutto della categoria di Rinascimento. Invece di caratterizzare queste ultime come contenitori storiografici, cioè come luoghi dove inserire qualunque cosa possa essere utile al discorso storiografico, non sarebbe più produttivo tentarne un uso metaforico? In altre parole, degli immensi quacervi di fenomeni schiacciati dalle parole Venezia o Rinascimento, si potrebbe cercare di individuare labili linee di confine, limiti, quindi un discorso liminare. Venezia, essa può essere vista come il luogo in cui le antitesi vengono tolte, in cui la dialettica non ha corso, in cui tradizione e innovazione, sviluppo e ricordo, continuità e rinnovamento, sacro e mondano, pubblico e privato non sono in contraddizione. Gran parte di questo libro, appunto Venezia e Rinascimento, mostra il modo in cui Venezia tenta di resistere dentro la sua origine. Resistere in questi tempi in cui parliamo spesso a sproposito di resilienza, qui Tafuri invece parla di resistenza. E quando si parla di resistenza c'è chiaramente un progetto, un mondo da difendere. E a cosa tenta di resistere Venezia? Tenta di resistere alla perdita di identità, tenta di resistere alla perdita di memoria e lo fa resistendo dentro la sua origine, non rifacendosi alla sua origine, non soltanto costruendo strategie di rinascita, di ricordo, di rimemorazione della propria origine, ma proprio vivendo dentro la sua origine, come se ogni giorno si ricostruisse ogni giorno la sua origine. Allora, vediamo che cosa vuol dire questo parlando per Architecturam. E vediamo in che modo, attraverso alcuni casi specifici, che vedrete si sviluppano fra la fine del 400 e l'inizio del 500, possiamo tentare di iniziare a dare qualche linea di interpretazione e accumulare domande che nel corso delle lezioni successive cercheremo di sviluppare e di dare qualche risposta. Uno dei primissimi edifici del cosiddetto Rinascimento veneziano, San Michele in Isola, progettato e costruito da Codussi, lo vedete, pone fin da subito il problema della tradizione e della memoria. La facciata di San Michele in Isola ha una tipica struttura tripartita che deriva dalla planimetria basilicale, con una
coronamento, lo vedete, che è costituito da un timpano semicircolare in corrispondenza della navata maggiore e 2 semitimpani ad arco di cerchio su 2 archi, sulle 2 sezioni laterali corrispondenti alle navate minori. Si tratta di un tipo di facciata che non è nuovo. È un tipo di facciata che, diciamo, che appartiene alla tradizione del nord Adriatico e che a Venezia aveva visto già alcuni edifici costruiti fra il Medioevo e il tardo Medioevo, come San Giovanni in Bragora, eccolo qua, e Santa Ponal. Quello che Codussi realizza in questo caso è di rivestire, di interpretare, di ridisegnare questo tipo di facciata, questa forma di facciata, attraverso un linguaggio, direi fra virgolette, latino, cioè attraverso il linguaggio degli ordini architettonici. Quindi una macrostruttura tradizionale che appartiene alla memoria dei veneziani, reinterpretata alla luce di un linguaggio che viene da fuori Venezia? Punto interrogativo. Se per Venezia noi intendiamo la città lagunare, certo che viene da fuori Venezia, ma se intendiamo Venezia come lo Stato da terra e da mar, è facile ritrovare in questa facciata molti riferimenti a antichità che stanno sia nella terraferma sia in Istria e Dalmazia. E allora anche l'uso del linguaggio, che apparentemente sembra innovativo, sembra una novità allogena che viene da fuori, in realtà appartiene già all'antichità di Venezia, in senso lato. Questa operazione è ancora più significativa in un'altra facciata costruita subito dopo da Mauro Codussi, terminata da Mauro Codussi, cioè quella di San Zaccaria. Allora, in entrambi i casi, San Zaccaria e San Michele in Isola, abbiamo a che fare con chiese monastiche, di ordini religiosi molto colti, nel caso di San Michele in Isola e Camaldolesi, che sicuramente hanno contribuito a influenzare, a suggerire a Codussi un certo tipo di linguaggio aulico all'antica monumentale. E probabilmente anche nel caso di San Zaccaria. San Zaccaria, che era chiesa benedettina, associata a uno dei più importanti monasteri benedettini femminili di Venezia, una chiesa collegata a uno stretto legame con l'istituzione dogale, una chiesa che viene ricostruita adiacente a una chiesa preesistente romanica che viene in gran parte mantenuta sotto forma di una serie di cappelle laterali. L'operazione è molto complessa dal punto di vista costruttivo del cantiere, viene affidata in prima istanza a Gambello, che poi viene sostituito da un ignoto proto per qualche mese e subito dopo viene sostituito da Mauro Codussi. La planimetria che Gambello propone alle monache benedettine di San Zaccaria, questa sì che è una grande novità per Venezia, perché è una chiesa a 3 navate, lo vedete, con un deambulatorio con cappelle radiali sporgenti, che era la prima volta che si vedeva a Venezia. Una chiesa, una planimetria chiaramente legata alla funzione di reliquiario che ha questa chiesa, soprattutto dopo la caduta di Costantinopoli, 1453, quando veramente una marea di reliquie arriva a Venezia. Molte delle reliquie più importanti vengono proprio affidate alle monache di San Zaccaria. Quindi questa particolare conformazione planimetrica è sicuramente legata alla necessità di avere dei luoghi di culto delle reliquie che, come nella tradizione del romanico francese, le chiese di pellegrinaggio francesi, che poi è stato ereditato come tipo planimetrico dall'architettura gotica, vedete qui la cattedrale di Chartres, nascono proprio come chiese di pellegrinaggio. Quindi l'idea di avere un percorso anulare attorno al centro della chiesa, in modo da un percorso destinato
destinato ai pellegrini o comunque a coloro che andavano, anche i veneziani, che andavano a venerare le reliquie, che non interferisse con il luogo della celebrazione eucaristica, che appunto è la navata centrale. Vedete la stessa situazione in maniera molto più sviluppata, in maniera dimensionalmente maggiore, molto più monumentale, appunto nella cattedrale di Chartres. Il principio è lo stesso, solo che qui abbiamo una chiesa monastica che mantiene la vecchia chiesa come il luogo destinato al coro delle monache. Quello che però ci interessa qui è che in questo edificio, come in molti altri a Venezia negli ultimi decenni del 400, c'è una coesistenza di linguaggi architettonici che sbagliamo a interpretare come un'evoluzione dal gotico al Rinascimento, ma dobbiamo invece leggere, secondo noi, come la via veneziana al Rinascimento, come quello che Venezia richiede all'architettura per poter interpretare la costante risignificazione, rimemorazione della propria origine. In questo caso chiaramente è in gioco l'eredità bizantina di Venezia e quindi Venezia come seconda Costantinopoli o terza Roma. Un passaggio ideale di consegne che avviene non soltanto con i libri di Bessarione, che Bessarione dopo qualche ripensamento affida a Venezia, ma anche come una memoria di cui la chiesa di San Zaccaria, come vedremo, era uno dei luoghi principali. Il coro, che viene impostato da Gambella e portato a termine da Codussi, ha quindi un linguaggio in cui elementi che noi vediamo associati normalmente al gotico, come per esempio queste finestre, queste bifore a sesto acuto, sono associate a un sistema di ordini architettonici, come queste colonne con questi particolarissimi capitelli, che comunque sono un ordine architettonico, senza soluzione di continuità e senza costringerci a pensare che c'è un'evoluzione dal cosiddetto gotico al cosiddetto Rinascimento. Ecco che entrano in gioco appunto le categorie storiografiche. Ecco che già il concetto di Rinascimento come periodo che nasce, che sviluppa un nuovo linguaggio dopo una cesura da un giorno all'altro, è messo in discussione. Ma d'altronde anche noi, se ci pensate, noi non viviamo in un tempo fatto di traumi, noi viviamo, anche se ci sono degli eventi che capiamo che sono storici, che segnano un passaggio da un'epoca all'altra, ma noi viviamo in una continuità. E quindi lo stesso Brunelleschi viveva in un mondo gotico, in un mondo tardo medievale. E questo è particolarmente evidente nella Venezia del tardo 400. Quando per esempio Codussi, che prende in mano il cantiere, mantiene sicuramente la planimetria di Gambello, ma interviene su alcuni dettagli sviluppando come se fosse una vera e propria genealogia, come se sviluppando le potenzialità di quella planimetria. Una planimetria che Gambella aveva sicuramente pensato di coprire con una copertura fatta di una sequenza di volte a crociera. In questa sequenza di volte a crociera ecco che Codussi interviene con una cupola, con una volta semicircolare, non è una vera e propria cupola tecnicamente, lo vediamo meglio in sezione, che è costituita, lo vedete in corrispondenza del presbiterio, che è costituita da una doppia calotta. Una calotta che è una volta semicircolare però ribassata e con una seconda calotta realizzata con un castello in legno rivestito di piombo. È chiaro che qui il riferimento è a San Marco. È una cupola che richiama nella sua struttura, ma anche nella sua forma e anche dall'esterno le cupole di San Marco. Lo vediamo bene passando in vaporetto, no? Davanti a Riva degli Schiavoni. Questa sequenza di cupole, no? Che ha le cupole di San Marco come il modello primigenio, il prototipo. È un'operazione che significativamente negli stessi anni più o meno viene
fatta anche in un'altra grande chiesa, in questo caso sì gotica, Santi Giovanni e Paolo, dove viene aggiunta una cupola, proprio in corrispondenza dell'incrocio fra transetto e navata, che richiama sia all'interno sia all'esterno San Marco. Qui il legame con San Marco è dovuto proprio a questa, almeno principalmente, a questo legame inscindibile fra la storia delle monache di San Zaccaria e il dogato e l'istituzione del doge. E è evidente che a un veneziano risultava subito immediato che questa interruzione in questa sequenza di volte a crociera in qualche modo richiamava le volte di San Marco. Ma non è finita. Perché, come vi dicevo, nella San Zaccaria è uno dei luoghi principali della costruzione del mito di Venezia come terza Roma e quindi erede di Nova Roma, della seconda Roma, che era Costantinopoli. Noi sappiamo, da una testimonianza di Francesco Sansovino, 1581, appunto, Venezia città nobilissima e singolare, che nella vecchia chiesa di San Zaccaria, quella che viene in parte demolita con la costruzione della nuova chiesa, c'erano dei capitelli che erano stati donati dall'imperatore Leone di Costantinopoli. E scrive: in grazia del qual Leone, il doge fece scolpire nei capitelli delle colonne le aquile imperiali che si vengono ancora nella chiesa vecchia. Oggi non li vediamo più, ma li vediamo li vediamo rinascere nei nuovi capitelli che Gambello e Codussi inseriscono nelle colonne che dividono le navate della nuova chiesa. Allora è chiaro che questo non è un capitello bizantino, non è un capitello romanico, è un capitello, diciamo così, corinzio figurato. Abbiamo tutti gli elementi del corinzio, soltanto che al posto delle foglie di acanto abbiamo questa parata di quattro aquile imperiali con festoni. Ma allora vedete in quanti modi si risignifica la propria origine, in quanti modi l'architettura dà segni attraverso forme di significati, attraverso una forma spaziale e costruttiva che è la cupola, attraverso un elemento di decorazione architettonica che è un capitello, ma ancora di più se andiamo a vedere la facciata. La facciata è uno degli oggetti più complessi del tardo Quattrocento veneziano, e quello che io vi sto raccontando è esito anche della lettura di uno splendido saggio di Paola Placentino. Questa facciata ha una storia molto complessa, che io vi riassumerò in breve. È possibile individuare in questa facciata tre fasi cronologiche. La prima fase, che risale sicuramente all'intervento di Gambello, è la prima fascia, in cui non ci sono ordini architettonici. È una parte un basamento che parla ancora un linguaggio tardogotico. Nella seconda fascia, che viene costruita probabilmente nel passaggio, nell'interregno fra Gambello e Codussi, inizia già ad apparire un ordine architettonico sotto forma di lesene che sostengono una sequenza di archi. Ora, in entrambi i casi, il rivestimento lapideo sottolinea e commenta, fatemi passare questo termine, dà un certo significato formale alla struttura generale della facciata. La struttura generale della facciata è tripartita verticalmente, e questa tripartizione corrisponde chiaramente all'interno all'impianto basilicale, navata centrale più alta, navate laterali più basse, ma è anche suddivisa in livelli in verticale, dal più basso al più alto. Come vedete si ripete la stessa forma generale del coronamento trilobato della facciata di San Michele in Isola,
E quindi abbiamo ancora una volta questo significato memoriale, chiamiamolo impropriamente tradizionale. Io preferisco parlare di memoriale, in quanto la memoria è qualcosa che si rinnova ogni volta che pensiamo, e la memoria ha sempre dentro di sé un significato identitario. Memoria e identità, o ricerca dell'identità o sviluppo dell'identità, vanno sempre insieme, almeno in questo contesto. Allora, se andiamo a vedere bene, fase per fase, vedete come si passa da questo livello con un linguaggio tardogotico dove non ci sono ordini architettonici, ma in cui si inserisce un portale, eccolo qua, un portale che viene realizzato proprio nell'anno in cui Codussi prende il comando del cantiere, ottiene la carica di proto di questo grande cantiere. E vedete che qui sì che si inserisce un portale che parla chiaramente il linguaggio degli ordini architettonici. Abbiamo delle lesene corinzie che sostengono una trabeazione corretta, una trabeazione divisa tripartita in architrave, fregio e cornice, e un semitimpano che ha la stessa identica struttura di un altro portale che sicuramente avrete riconosciuto, è quello della Chiesa dei Miracoli. Allora, esistono quindi dei tipi di portali, esistono, diciamo, passatemi questo termine, dei loghi, no? Delle forme riconoscibili che ci dicono che stiamo adottando un'innovazione linguistica, ma ancora più importante è quello che succede, quello che succede quando Codussi può intervenire direttamente sulla facciata. Codussi riprende la sporgenza dei tre contrafforti, che fino ad allora era stata semplicemente rivestita di una pelle di marmo, reinterpretandola come un elemento costruttivo e quindi sostituendo i contrafforti con una struttura vera e propria di colonne. Colonne, eccole qua, colonne che sono organizzate in coppie di colonne, che ritmano la facciata e che non soltanto la dividono in tre sezioni, quindi 4 coppie di colonne che dividono in tre la facciata, ma la cui proiezione a parete, sotto forma di lesena, eccolo qua, va a organizzare anche tutto il resto della facciata. E quindi è un vero e proprio ordine architettonico pensato in senso moderno, cioè un ordine architettonico che è una intelaiatura che va a organizzare in maniera proporzionale e formale tutta la facciata. A questo livello, lo vedete, corrisponde poi una trabeazione, anche qui una trabeazione monumentale, architrave, fregio e cornice, ed è evidente che in questo caso il modello non è più quello dell'architettura ecclesiastica, ma il modello, cioè quello delle colonne libere addossate a una facciata per monumentalizzarla e per ritmarne la struttura, è quello degli archi trionfali antichi. Io qui vi mostro l'arco di Costantino, perché è quello più monumentale e diciamo in qualche modo è quello in cui è più evidente, ma non è l'unico naturalmente, il ruolo delle colonne libere a ritmare i fornici e le sezioni di facciata. Quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo una facciata pensata come un collage di diversi archi trionfali. È un'operazione, quella di associare il tema dell'arco trionfale a una facciata di chiesa che ha un suo illustre precedente nell'architettura naturalmente di Leon Battista Alberti, il Tempio Malatestiano a Rimini, per esempio, e Sant'Andrea a Mantova. E il tema naturalmente, quello dell'arco trionfale, è quello non solo della fama, ma anche quello di una monumentalizzazione di un ingresso. In questo caso era l'ingresso, nel caso dell'antica Roma, l'ingresso o alla città o più propriamente di un imperator vittorioso, in questo caso è il passaggio da uno spazio profano a uno spazio sacro.
Ora, non era la prima volta che un arco trionfale veniva citato a Venezia per risolvere un ingresso monumentale di un edificio, perché già nell'ingresso all'Arsenale era stato usato esattamente il tema dell'arco trionfale ed esattamente il tema dell'arco trionfale con l'uso di coppie di colonne libere. Ma non è neanche la prima volta che il tema della sequenza di colonne libere viene utilizzato a Venezia per monumentalizzare una facciata. Le colonne libere, provenienti in gran parte, ma non esclusivamente, dal sacco di Costantinopoli del 1204, sono state utilizzate, come sapete tutti, per monumentalizzare la facciata di San Marco. Al di là del significato per cui a San Marco vengono utilizzate a suo tempo le colonne libere per monumentalizzarla e il nuovo senso che assume la facciata di San Marco con le colonne libere in rapporto alla piazza antistante, al di là di questo che è tutt'altro tema, è certo che ogni volta che in facciata di una chiesa, di una nuova facciata di una chiesa, vengono utilizzate le colonne libere, a Venezia non si può non rimemorare la facciata di San Marco. E qui a San Zaccaria il riferimento è ancora più evidente, se noi andiamo a vedere come Codussi risolve l'angolo con questo grappolo di 3 colonne, lo vedete, che riprende esattamente le 3 colonne utilizzate nei 2 spigoli di San Marco. Allora, cosa vediamo in Codussi? In Codussi vediamo un utilizzo non solo di forme macroscopiche sia di facciata sia spaziali, ma anche della tradizione e quindi della memoria veneziana, ma anche dettagli come le colonne che possono essere libere in facciata, che possono essere contemporaneamente un riferimento a un arco trionfale romano, la rimemorazione di un arco trionfale romano e contemporaneamente la facciata di San Marco. Questa sovrapposizione, questo intreccio di significati è profondamente veneziano e fa parte proprio di quella mancanza di limiti, quella mancanza di contraddizioni di cui ci parla Tafuri. E d'altronde, se noi facciamo velocemente un confronto fra 2 edifici quasi contemporanei, San Zaccaria e la chiesa dei Miracoli dei Lombardo, di Santa Maria dei Miracoli, è chiaro che possiamo riconoscere lo stesso linguaggio degli ordini architettonici che possiamo nominare nello stesso modo. Lesene corinzie o pseudocorinzie, trabeazioni, archi, tutto il lessico in qualche modo appartiene allo stesso mondo che poi è quello del riuso degli ordini architettonici all'antica, che è proprio del Rinascimento. Ma guardate quanto diverso è il modo con cui Codussi tridimensionalizza la facciata e la rende un oggetto costruito, è qualcosa di veramente architettonico, che ha un suo spessore, al contrario dei Lombardo, di Pietro Lombardo, che interpreta i 2 livelli di ordini architettonici come una semplice telaio che riveste la volumetria dell'edificio. Eppure in entrambi i casi c'è un forte riferimento a San Marco, che nel caso dei Miracoli è legato soprattutto al colore. È legato al colore, a una serie di dettagli anche come per esempio queste rote, no? Che vedete qua, che sono bizantine, che sono propriamente marciane. E quindi vedete come in 2 edifici apparentemente così distanti e così diversi, contemporaneamente viene utilizzato un ordine architettonico degli ordini architettonici all'antica e contemporaneamente c'è una rimemorazione di San Marco. Ora, se noi andiamo leggermente in avanti con la cronologia, vediamo che
succede qualcosa di particolarmente significativo per quanto riguarda, sempre riguardo architettura ecclesiastica, non facciate o semplicemente sistemi costruttivi, ma l'adozione di un vero e proprio modello spaziale che fra la fine del 400, negli ultimi 2 decenni del 400 e i primi decenni del 500, viene utilizzato in una nutrita famiglia, passatemi questo termine, di edifici sacri veneziani, che possono essere o ricostruzioni di edifici preesistenti o costruzioni ex novo. Si tratta di edifici, lo vedete qua, che hanno in comune una cellula spaziale caratterizzata, lo vediamo qui in San Geminiano, caratterizzata da una cupola centrale, 4 volte o cupolette laterali, il tutto inserito in un quadrato di base, con gli spazi rimanenti, lo vedete qua, costituenti una vera e propria croce greca inserita all'interno del quadrato e coperta nella maggior parte dei casi con volte a botte. Si tratta di una cellula spaziale, quindi, che vede 5 cupole o 5 tipi di 5 volte o cupole, una maggiore al centro, 4 sugli spigoli di questo ideale quadrato, che possono poi svilupparsi in sequenze, come nel caso di Sant'Andrea della Certosa, vedete, cupola, cupolette, 4 cupolette agli spigoli, concatenate fra di loro, e poi a partire da questo nucleo c'è la possibilità di tutta una serie di varianti aggiungendo spazi laterali, come nel caso di Santa Maria Formosa e di San Giovanni Crisostomo. Ora, questo tipo di spazio, cupola centrale e 4 cupolette laterali, è il cosiddetto quincunx, cioè un tipo di spazio, lo vedete qua in questa assonometria, che è la cellula spaziale di origine bizantina tipica della chiesa di San Marco, della Basilica di San Marco, dove, lo vedete qui enucleato, evidenziato in rosso, dove a San Marco abbiamo una vera e propria moltiplicazione di queste cellule spaziali concatenate fra di loro. Allora, perché fra fine 400 e inizio 500, perché c'è una proliferazione di edifici che rimandano a uno spazio tipicamente bizantino, ma non solo bizantino, perché di volta in volta l'utilizzo di questo tipo di spazio può essere visto, ed era visto, le fonti ce lo dicono, come un riferimento diretto, esplicito, o a San Marco o a San Giacomo di Rialto. San Giacomo di Rialto, che nella costruzione del mito di Venezia ha un ruolo fondamentale, perché da un certo momento in poi viene letta, viene interpretata come la chiesa originaria di Venezia e legata alla fondazione di Venezia. San Giacomo di Rialto San Giacometto potete leggere la cupola, lo vedete, i 2 rami, no? Navata e transetto, le 4, in questo caso 4 volte a crociera, poi un'aggiunta in facciata, una campata in più. E se si aggiunge una campata verso la facciata, si aggiunge poi il presbiterio sotto forma di 3 cappelle del presbiterio. Insomma, abbiamo, scusate il bisticcio di parola, questi 2 prototipi, un prototipo è uno, ma in questo caso è come se ci fossero 2 prototipi che di volta in volta sono legati alla memoria di Venezia. Addirittura San Giacometto è legato all'origine mitica di Venezia, che vengono utilizzate come modelli per costruire tutta una serie di nuove chiese. Ora, il ruolo di Codussi in tutta questa storia, che ancora oggi è sottoposta a una riflessione storiografica, perché c'è questa esplosione di spazi a quincunx fra fine 400 e inizio 500? Perché? Cosa c'entra questa esplosione che è stata di volta in volta interpretata o come ripresa di una tradizione o come revival neobizantino? Cosa c'entra questo con il mito di Venezia che nella seconda metà del 400 si è arricchito del significato della Venezia seconda Costantinopoli o terza Roma?
Secondo me ce lo dice bene Codussi, quando in San Giovanni Crisostomo interpreta questo spazio greco attraverso un linguaggio degli ordini architettonici latino. E come lo vedete, gli elementi di sostegno a San Giovanni Crisostomo sono sequenze di pilastri che hanno ognuno un suo ordine architettonico. Lo spazio a quincunx è rivestito all'interno, diciamo così, da un telaio di elementi architettonici che si rifanno agli ordini architettonici, quindi di origine antica. È come se ci fosse uno spazio bizantino letto con un telaio di elementi latini, greco e latino insieme. Cosa c'è più veneziano di questo? Lo vediamo meglio qua, questo straordinario modo di connettere spazi minori e spazi maggiori, di commentare la gerarchia degli spazi, la cupola centrale e gli spazi periferici attraverso l'uso degli ordini architettonici, cioè questo telaio di elementi verticali e elementi orizzontali. Ora però c'è un ultimo caso, e poi con questo termino oggi questa lezione per lasciarvi anche un po' di spazio per le domande. C'è un ultimo caso, secondo me particolarmente significativo, in questo caso un tipo architettonico in cui si gioca veramente il modo veneziano di interpretare il Rinascimento in architettura, ed è quello delle scuole grandi. Le scuole grandi sono, lo sapete tutti, quelle scuole, quelle confraternite che superato un certo numero di iscritti vengono sottoposte all'autorità del Consiglio dei 10 proprio per la loro importanza crescente che hanno e per le immense ricchezze che riescono ad accumulare attraverso lasciti testamentari e elemosine nel giro di pochi anni, e che vede l'esigenza di costruire o ricostruire le proprie sedi delle scuole grandi nel momento in cui il numero dei loro aderenti supera una certa soglia da rendere inutilizzabili le vecchie sedi più piccole. Le scuole grandi, come ci ha insegnato Tafuri, proprio in questa crescita che non è soltanto economica, ma è anche di autocoscienza dei cittadini veneziani. Le scuole grandi in gran parte erano espressione dei cittadini, non della nobiltà veneziana. Come ci ha insegnato Tafuri, è proprio nella competizione fra le scuole grandi veneziane, proprio fra gli ultimi decenni del 400 e poi tutto il 500 fino ad arrivare al 600, è proprio nella competizione fra queste scuole a costruire la sede più bella, più monumentale, che i cittadini veneziani, cittadini non nobili veneziani, intendono l'architettura come una sorta di non solo di status symbol, ma anche di autorappresentazione, di autoritratto sotto forma di architettura della propria potenza sociale, che non si può esprimere sotto forma di potere politico, evidentemente, perché non appartengono alla elite politica, ma che ha come ricaduta immediata il tema della carità veneziana e quindi dello Stato assistenziale che progressivamente lo Stato politico affida alle scuole grandi. Cioè fra il 4 e il 500, lo sappiamo, gran parte della carità veneziana sotto forma di elemosine, sotto forma di case date gratis et amore Dei ai poveri veneziani, alla massa di popolazione che aumenta con l'aumentare delle guerre in terraferma e quindi con l'inurbamento di masse di popolazione in città. Ecco, questa crescita progressiva, economica e sociale di impatto soprattutto sulle fasce più povere ha una immediata traduzione in una competizione architettonica per costruire la sede più grande e più sfarzosa. Ecco allora che in questo caso però nella costruzione di questi grandi edifici è vero che si adotta un linguaggio all'antica, è vero che questo linguaggio all'antica diventa identitario
non per un monastero benedettino, ma per una confraternita, per una scuola grande. Ma è anche vero che dal punto di vista tipologico, cioè dell'organizzazione degli spazi, niente di nuovo sotto il sole. È diverso da quello che avviene per esempio in altre parti d'Italia, dove si inventano tipi nuovi, no? In questo caso, per esempio, la scuola grande, come organizzazione di spazi, ha sempre come punto di riferimento la prima delle scuole grandi, cioè la scuola grande della Carità, per capirsi l'ingresso alle gallerie dell'Accademia. Organizzata, lo vedete qua alcune immagini, lo vedete qui in rosso, al piano terreno come una grande sala suddivisa in 3 navate e al piano superiore una sala, la sala capitolare, che era destinata alle riunioni del capitolo generale, associata a una appendice costituita dalla sala dell'albergo, ovvero sia quella sala dove si riunivano gli organi dirigenziali della scuola per prendere le delibere. Ecco, questa associazione, questa organizzazione a L della planimetria, cioè questa associazione fra un corpo di fabbrica costituito dalla sovrapposizione di 2 grandi sale, una, quella inferiore divisa in 3 navate e quella superiore ad aula unica, e a un'appendice destinata alla sala dell'albergo, verrà poi ripresa nella scuola grande di San Marco. Eccola qua, divisa in 3 navate, lo vedete la sala inferiore, la sala superiore aula unica con il suo albergo, lo vedete qua nella veduta di Jacopo de' Barbari, associata, quindi anno 1500, associata alla grande basilica di Santi Giovanni e Paolo, e qui sì che nelle varie sale si gioca non solo per l'architettura, ma naturalmente anche per gli splendidi apparati decorativi, pittura prima di tutto, il ruolo del linguaggio architettonico come autoritratto per architettura della confraternita. Con queste grandi colonne, lo vedete, sopraelevate su alti piedistalli, che fanno sembrare questa sala inferiore come una vera e propria basilica all'antica, una basilica all'antica, che poi all'esterno si proietta sotto forma di una delle facciate più fastose del Rinascimento veneziano, la facciata della Scuola Grande di San Marco. Una facciata che lo vedete qua, e ve lo dico perché fra qualche minuto vi spiegherò perché è così importante questo aspetto, una facciata che nella sua stessa organizzazione risente all'interno della associazione fra una grande sala, fra un grande corpo di fabbrica costituito da 2 sale sovrapposte, a cui corrisponde la metà sinistra della facciata, con il corpo dell'albergo a cui corrisponde la metà destra della facciata. Quindi questa struttura di una basilica a cui è associata una parte laterale, che è diciamo così, la trasfigurazione all'antica di un tipo tradizionale veneziano, cioè quello che ha come prototipo la Scuola della Carità, ecco che qui trova una delle più fastose realizzazioni anche in facciata. Ora, quest'idea di prendere in questo caso un tipo edilizio e di reinterpretarlo alla luce di un nuovo linguaggio dell'architettura, trova una delle sue più fastose, più significative realizzazioni nella Scuola Grande di San Rocco. La Scuola Grande di San Rocco, che seguendolo passo passo nel suo lungo e contrastato cantiere, ci dà proprio icasticamente, plasticamente l'idea di che cosa vuol dire assorbire delle novità linguistiche allogene, cioè che vengono da fuori. Vediamo in che senso. La scuola di San Rocco viene costruita, questa è la situazione immediatamente precedente alla costruzione della grande scuola, viene costruita in un luogo dove si trovava nell'anno 1500 un piccolo quartiere di case vicino alla chiesa di San Rocco, che nel frattempo era stata costruita, a cui abbiamo dedicato con il progetto Chiese di Venezia un convegno 1 anno e mezzo fa, e di cui sono in corso di pubblicazione gli atti. Quindi la chiesa tardo quattrocentesca e la scuoletta, la prima sede della scuola, vedete, che era questo piccolo edificio che ancora oggi esiste,
eccolo qua, situato a destra della chiesa. Quindi la chiesa, la prima scuoletta, 1517, la necessità di costruire una nuova scuola proprio per l'aumento degli iscritti, la opportunità di avere una ingente quantità di denaro dovuta non solo ai lasciti testamentari, ma anche alle elemosine che tutti i pellegrini che arrivavano a Venezia, che andavano a visitare il corpo di San Rocco, lasciavano proprio per difendersi dalla peste, e anche, non secondario, la necessità di costruire un edificio che raffigurasse la potenza sociale di questa confraternita, le ambizioni sociali della confraternita. Il primo progetto che viene realizzato da Pietro Bonna, qui lo vedete in una mia ricostruzione, ahimè, di qualche oramai tanti anni fa, era costituito da un modello planimetrico molto simile a quello della scuola di San Marco, che vedete qui a destra. Un corpo principale costituito da 2 sale, quella inferiore divisa in 3 navate e quella superiore ad aula unica, con una appendice, eccola qua, che al piano superiore vede la realizzazione dell'albergo, e una scala che riprende letteralmente il tipo di scala con 2 rampe convergenti che era stata utilizzata nella scuola di San Marco e nella scuola di San Giovanni Evangelista. Ora, a questa planimetria, che in gran parte è stata mantenuta, è stata cambiata soltanto la scala, corrisponde, lo vedete, una sala inferiore che riprende in gran parte la forma di l'aspetto di quella della scuola grande di San Marco, una sala superiore capitolare e la sala dell'albergo, che conosciuta in gran parte dalla maggior parte delle persone che erano addette ai lavori per i splendidi cicli di teleri di Tintoretto, ma anche significativa secondo me dal punto di vista architettonico. Ora, se noi guardiamo come è pensata la facciata della scuola di San Rocco, vediamo che abbiamo la stessa organizzazione di quella della scuola di San Marco, cioè una facciata che denuncia all'esterno questa struttura a L, con la parte destra della facciata, la parte destra in corrispondenza dell'albergo e la parte sinistra in corrispondenza delle 2 sale, eccole qua, con le lesene che vanno a ritmare queste 2 porzioni della facciata. Ma ancora più interessante è quello che succede fra il 1524 e il 1527 sull'altra facciata, non la facciata sul campo, ma la facciata sul canale. La facciata sul canale, lo vedete che in realtà è la facciata che è un prospetto che ha al piano terreno un portico di passaggio, per capirsi quello per andare verso Tonolo, e al piano superiore era già prevista che accogliesse un altare addossato alla facciata. Su questa facciata, eccola qua, che non so quanti di voi si sono soffermati a osservare, si gioca esattamente quello che vi dicevo poco fa, cioè un passaggio epocale da un'architettura che è quasi tutta interna a Venezia all'arrivo di un grande architetto, Jacopo Sansovino, che porta da Roma molte novità architettoniche. Guardiamo come è fatta questa facciata. Questo è probabilmente l'ultimo grande manufatto compiuto prima dell'arrivo di Jacopo Sansovino a Venezia. Arriva nel 1527 in seguito al sacco di Roma. È una facciata che ha una struttura, ovviamente ormai la sapete riconoscere, 2 livelli, suddivisa in campate attraverso queste lesene che ospitano al proprio interno degli episodi come questa edicola o le finestre, le bifore. Ecco, questo è la versione veneziana del linguaggio all'antico, che è l'evoluzione del linguaggio codussiano, con tutta una serie, è realizzata da Sante e Tullio Lombardo figlio di Pietro Lombardo, Sante figlio di Tullio, che ha non soltanto una struttura all'antica e un uso degli ordini architettonici all'antica, ma anche una serie di dettagli decorativi che non so quanti di voi sono riusciti a vedere, visto che si vede sempre molto di scorcio. Proviamo a vederli
Guardate queste teste che si trovano nel coronamento, nel cornicione sommitale in corrispondenza di ognuna delle lesene. Ognuna di queste teste riprende un tipo della scultura classica romana e greca. E addirittura c'è un riferimento all'Aconte, che da poco era stato scoperto a Roma. Guardate quest'aquila, è all'altezza veramente della scultura tardo-imperiale romana. Ora, come vi dicevo, nel 1527 arriva Jacopo Sansovino, ma Jacopo Sansovino non è l'arcangelo che arriva e porta un nuovo messaggio, non è un punto di cesura dell'architettura veneziana. Tanto è vero che Jacopo Sansovino, già nel momento in cui viene chiamato a monumentalizzare la piazza San Marco, attraverso la costruzione della zecca, della libreria Marciana e della loggetta sotto il campanile, non fa altro che reinterpretare modelli in gran parte già veneziani. La libreria Marciana, che vi ricordo era stata pensata per custodire e rendere disponibili i libri manoscritti donati da Bessarione, nella sua struttura con un portico al piano terreno e una serie e un loggiato al piano superiore, riprende idealmente la struttura delle procuratie vecchie, che a loro volta erano in fase di ricostruzione dopo un grande incendio, dove lo stesso Sansovino interviene. Ma la stessa struttura, cioè portico e loggia, se ci pensate, è anche riprende in qualche modo, evoca ciò che gli sta davanti nella piazzetta, ovvero sia il sistema di portico e loggia di Palazzo Ducale. Quindi quest'idea di una serie di spazi aperti, no? Che in qualche modo idealmente si vanno a unire ai portici delle procuratie vecchie, sono in qualche modo la risignificazione, la rilettura, anzi la riscrittura non soltanto di modelli antichi, in questo caso la basilica antica, è chiaro che qui c'è un riferimento alla basilica antica, ma contemporaneamente di modelli locali. Allora, per chiudere, la loggetta, certo che riprende in maniera evidente il tema dell'arco trionfale. È un piccolo arco trionfale, no? che ha tutti gli elementi dell'architettura all'antica più fastosa, coppie di colonne libere, addirittura l'esistenza di un attico, questa parte superiore che è tipica dell'architettura degli archi trionfali, e avrà questa loggetta un'immediata evoluzione nelle colonne libere che Antonio Abbondi, detto lo Scarpagnino, che diventa proto di San Rocco nel 1527, utilizzerà per monumentalizzare la facciata sul campo. Noi sappiamo che la prima facciata sul campo della scuola di San Rocco non prevedeva quei due ordini di colonne libere che oggi noi vediamo. È un'aggiunta successiva, e ci sono molte tracce sul paramento lapidio che ci dicono che è un'aggiunta, realizzata anche tecnicamente abbastanza male, se andate a osservare, ci sono proprio tutti i punti di cesura. Perché Scarpagnino viene incaricato di monumentalizzare la facciata, che già nel frattempo era stata costruita? Per proprio questa ambizione dei confratelli di San Rocco di rendere ancora più fastosa la facciata, per comunicare la propria ricchezza e la propria importanza sociale. Queste 8 colonne, però, l'aggiunta di queste 8 colonne non stravolge, se lo guardate bene, l'impianto originario della facciata, che a sua volta ha come modello di bipartizione quella di San Marco. Al contrario, sottolinea la differenza fra la parte destra e la parte sinistra. La parte sinistra,
questa qua, dove sono le colonne, dove c'è l'ingresso principale, viene monumentalizzata perché proprio al suo interno ci sono le 2 sale principali. La parte destra, invece, quella in corrispondenza dell'albergo, parla a un tono leggermente minore. È come se fossero un forte e un fortissimo, diciamo così, no? Come due diversi modi di mettere in evidenza la ricchezza dei confratelli. Il riferimento macroscopico, tipologico, nell'uso delle colonne libere è sicuramente l'idea sansoviniana di inserire delle colonne libere trionfali che ricordano le colonne degli ordini degli archi trionfali nella loggetta. Ma ancora una volta non possiamo far finta che dall'altra parte, a pochi metri di distanza, ci sono le colonne libere della facciata di San Marco. E quindi ancora una volta c'è una sovrapposizione, un intreccio di significati, dove sì che possiamo parlare di continue rinascite, dove non ci sono cesure fra il Medioevo e l'età moderna, perché così non era concepito dai veneziani del Cinquecento. È ancora più evidente il fatto che non ci sono cesure e se noi andiamo a vedere come Scarpagnino interpreta il concetto di ordine architettonico nelle sue colonne per San Rocco. Provate a interpretare, a individuare questo capitello. È un dorico, è uno ionico, è un corinzio, è un composito. È molto probabilmente lo si potrebbe definire un corinzio figurato, ma è un corinzio o anzi meglio un composito figurato, perché abbiamo tutti gli elementi di un composito nella parte superiore, ma nella parte inferiore abbiamo delle figurazioni, no? Delle figure che sostituiscono per esempio le volute che sono tipiche, le volute angolari che sono tipiche del corinzio. Insomma è un capitello che ha in sé elementi medievali, i capitelli figurati per esempio delle chiese romaniche, con elementi del corinzio, ma anche, e questo Sansovino lo sapeva sicuramente, elementi, capitelli figurati, dell'architettura tardo-imperiale romana. Capite quanti significati si sovrappongono su questi capitelli? È come se Scarpagnino fosse stato chiamato dai confratelli di San Rocco a parlare contemporaneamente un linguaggio aulico latino e un linguaggio della tradizione, legata più ai capitelli figurati dell'architettura romanica. È ancora più evidente questa commistione di toni e di significati è nella base. La base di queste colonne, lo vedete, sono sorvegliate da questi animaletti. Ecco, l'idea di far sorvegliare, di far difendere le basi delle colonne, idealmente, simbolicamente, da degli animaletti, è tipico dell'architettura romanica. Allora, cos'è questa colonna? È una colonna corinzia? È una colonna che è corinzia e romanica contemporaneamente? Ecco che i limiti iniziano a sfumare. Ecco che ogni volta che c'è una rinascita a Venezia, sia a livello macroscopico, sia a livello di dettagli decorativi, dobbiamo sempre fare i conti con la memoria. Se la memoria rivive in continue rinascite, allora tutti questi significati possono essere ben assorbiti e evidenziati, formalizzati nell'architettura, soprattutto se questa architettura viene considerata come una sorta di autoritratto di una comunità, come in questo caso la Scuola Grande di San Rocco. E vi ringrazio. C'è un po' di tempo per domande, osservazioni. Prego, c'è là. Io non possiedo il linguaggio tecnico, quindi mi dichiaro ignorante nell'ambito. Vorrei che lei mi chiarisse il termine di colonne libere e di ordine latino sia sinonimo di romano o di classico.
Sì. La colonna libera è una colonna intera, cioè che non è una semicolonna o una lesena, è una colonna che ha una base circolare, cioè una colonna intera. Va bene? L'ordine architettonico, per rispondere alla sua seconda domanda, lei lo deve immaginare come una sorta di telaio di elementi verticali e orizzontali. Quelli orizzontali sono le trabeazioni. Le trabeazioni, che sono normalmente divise in 3 parti, architrave, fregio e cornice. Questo elemento orizzontale è sostenuto da degli elementi verticali, che sono posizionati con un certo ritmo, con una certa proporzione, che varia a seconda dei diversi ordini architettonici, dorico, ionico, corinzio, composito, eccetera. Questi elementi verticali possono essere di volta in volta o delle colonne libere, quindi delle colonne intere, o delle semicolonne addossate alla parete, o delle lesene, come abbiamo visto per esempio nel caso dei miracoli. Le lesene sono virtualmente la proiezione ideale delle colonne sulla parete. È come se schiacciassi questa colonna e diventasse una sorta, diciamo, un elemento bidimensionale, più o meno. Poi sappiamo che ha anche la terza dimensione. Quindi, e poi ovviamente possono essere anche pilastri, cioè non colonne, ma elementi che non hanno una pianta circolare, ma che hanno qualunque altro tipo di pianta, rettangolare, quadrata, eccetera, eccetera. Spero di essere stato chiaro. Altre domande, osservazioni, curiosità? Bene, grazie a voi. Allora ci vediamo la settimana prossima. Grazie, arrivederci.